Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti all'approfondimento post TG in compagnia del nostro direttore Luigi Bacialli. Buonasera direttore. Buonasera, ciao Umberto, ciao, buonasera a tutti. Che aria si respira a Venezia? È la stessa che si respirava politicamente una settimana fa? È cambiato tutto, c'è stata la svolta con il trionfo di Simone Venturini, ne stanno parlando tutti i giornali, tutte le televisioni, è diventato un fatto nazionale perché come è accaduto altre volte i sondaggisti hanno floppato, ma proprio clamorosamente. Era stato dato per vincente Martella, tutti i pronostici lo davano per addirittura vincitore al primo turno, e poi invece ha vinto Venturini. E Giorgia Meloni ha parlato di un miracolo, ma non è un miracolo, perché Venturini è un 38enne che è da 11 anni in pista con il comune, è stato anche assessore, ha intessuto dei rapporti fortissimi con tutta la comunità veneziana, non solo a Venezia ma anche a Mestre, in terraferma. Si è occupato di disabilità, di associazionismo, di volontariato, insomma ha stretto dei legami molto forti anche con la Chiesa. E quindi poi ha vinto perché non era poi appoggiato da partiti, non sono arrivati i leader, così come è successo con Andrea Martella, è arrivata la Schlein, è arrivato Conte. Questi sono, come si dice, sono abbracci mortali quando si è in campagna elettorale. Tra l'altro leggevo quest'oggi un'intervista con Tommaso Cacciari, il quale, parlando anche, c'è stata anche quella battuta di Massimo Cacciari, no? Che dice che il nipote avrebbe guadagnato più dello sfidante di sinistra, e diceva che Venturini non si è perso una sagra, e che significa appunto quello che dicevi tu, no? Cioè questa presenza costante, questo conoscere il territorio a sto punto. Sì, tra l'altro l'ha intervistato Ferdinando Avarino su Ring, Tommaso Cacciari, che è un noto antagonista. Sì. E così ha detto Massimo Cacciari, suo zio, ha detto che Tommaso Cacciari avrebbe effettivamente fatto molto meglio, ma di sicuro, perché Martella è una persona veramente molto preparata, molto intelligente, equilibrata, e aveva tutte le carte in regola per fare il sindaco. Ma il problema è che quando la percezione dell'elettore con chi arriva da fuori, con i foresti, no? Perché la percezione che è un romano, che è un parlamentare, che viene catapultato dall'apparato, no? Dal Moloch del Partito Democratico, e allora a quel punto lì crolla tutto, perché la gente vuole qualcuno che sia effettivamente saldamente ancorato a Venezia, che la conosca, che abbia risolto già dei problemi. E chi arriva da Roma non può sperare di vincere. È stata una candidatura sbagliata. Giriamo pagina, andiamo da un'altra parte, occupiamoci ancora, anche perché francamente io ho perso un po' il conto, quantomeno insomma non ho le ultime notizie per quanto riguarda Trump, l'Iran, eccetera. C'è questo accordo che sembra, soprattutto per Trump, cosa fatta, dall'altra parte dicono non è così. C'è persino il rischio che la cosa non sia nemmeno più, paradossalmente, e mi rendo conto anche della gravità di quello che dico, che nemmeno sia interessante a sto punto. Sì, stanno veramente rompendo un po' le scatole, cioè anche dal punto di vista mediatico non se ne può più, fanno un passo avanti, 3 passi indietro, poi c'è di nuovo forse l'accordo per la pace, poi però l'Iran smentisce le parole di Trump, il quale Trump smentisce le parole di Teheran. Sta diventando una farsa, insomma, che si decidano, che facciano la guerra o facciano la pace, insomma, no? Perché così non si può andare avanti, peraltro con lo stretto di Hormuz ancora chiuso, con tutte le conseguenze, con le bollette che sono alle stelle, c'è una crisi energetica spaventosa. Giorgia Meloni chiede, ci tocca andare col cappello in mano in Europa a chiedere un allentamento del patto di stabilità. L'Europa non ne vuole sapere di concederci delle clausole di salvaguardia, così, di derogare ai limiti e alle regole, e quindi ci ritroviamo come siamo messi, e siamo
effettivamente messi piuttosto male, perché siamo al 35esimo calo della produzione industriale, la crescita, siamo il paese che è cresciuto di meno in Europa, quindi voglio dire sono dolori e soprattutto perché questi due contendenti, Trump, Washington e Teheran, non si mettono d'accordo, insomma, che decidano finalmente per qualcosa di serio. E in quel contesto, direttore, Israele? Israele, sai, Israele davvero è impressionante. La determinazione ad andare avanti, così come sono andati avanti a Gaza, adesso hanno preso a bombardare gli Hezbollah in Libano. Dal loro punto di vista è quello che devono fare per sconfiggere il loro nemico. Loro sono continuamente bersagliati da Hezbollah da anni e anni e quindi non sopportano più la presenza di Hezbollah e sono determinati a far fuori Hezbollah, come hanno fatto fuori Hamas. Adesso avevano appena nominato il nuovo numero uno di Hamas, subito fatto fuori. Insomma, questo è Israele, e devo dire che non ha quello che è successo a Gaza, sia pure dopo la strage del 7 ottobre, tutto quello che si può dire a vantaggio di Israele per i traumi che ha subito questa popolazione da tanti anni. Poi ovviamente si ritorna alla Shoah, alle tragedie che purtroppo siamo costretti così a ricordare, perché è giusto che si ricordi quello che è successo in quegli anni, ma non si può andare avanti, cioè sangue chiama sangue, non si può continuare a fare dei massacri in nome così della vendetta della stella di Davide, insomma, perché poi alla fine si arriva proprio a un punto di non ritorno. Ci abbiamo alla conclusione, volevo chiederti, usciamo un po' anche dagli argomenti consueti, perché un'altra vicenda che fino a qualche tempo fa appassionava gli italiani, adesso c'è il rischio anche là che con tutto quello che succede, come dire, persino Garlasco entri in urto, no? Nel senso schieramenti, chi sta per uno, chi sta per l'altro, chi né per uno né per l'altro, però alla fine qui si tratta sempre di una ragazza che è stata uccisa e che appunto per questo delitto ancora dopo 18 anni, se non mi sbaglio, sì, credo di sì, 18 anni non si ha, 19, non si ha il responsabile. Sì, ti dirò, sta diventando anche questa dal punto di vista mediatico, televisivo, qualcosa di quasi un'ossessione, cioè ormai c'è questo voyeurismo truculento, per cui ogni giorno si indugia sui particolari, Stasi, Sempio, l'impronta, il sangue, veramente c'è un limite anche a questo, no? Cioè noi facciamo cronaca, dobbiamo riportare. Noi in Veneto abbiamo dato la notizia di un cold case, cioè dopo 35 anni dall'omicidio di una pasticcera a Roncade si è trovato, a quanto pare, il responsabile, perché il suo DNA combacia con quello della banca del DNA. Insomma, l'hanno preso 35 anni dopo, meno di colpi di scena, ma sembra proprio che sia lui il responsabile. E basta, cioè finiamola lì, ecco, almeno in questo caso, una volta che il caso è risolto, basta, insomma, non possiamo tornare a parlare della scena del delitto, del fatto che sarebbe stata alterata dai carabinieri, cioè i processi poi si fanno nelle aule giudiziarie. Qui ormai sono tutti dei procuratori della Repubblica, dei giudici infallibili che decidono che Stasi è innocente, che Sempio è colpevole e viceversa, mentre noi dobbiamo dare le notizie e dar voce a chi ha tutte le possibilità di dire cose attendibili e provate, se no diventa stucchevole, e perde anche
perde persino, c'è un paradosso, perde persino quell'interesse sotto certi aspetti morboso che aveva scatenato nell'opinione pubblica fino a qualche tempo fa. Sì, ecco, e qui voglio dire anche il caso della Resinovic, anche Sì. questo, voglio dire, adesso si è allentata un po' la tensione, se non ho visto male, insomma, se ne No, sì, parla è di vero, se ne meno. parla di meno, però siamo sempre là. Però anche qui colpevolisti, innocentisti, lasciamo che siano i magistrati, i giudici a fare il loro mestiere. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, ci vediamo alla prossima. Grazie a te Umberto, grazie. Arrivederci. Grazie direttore, io ringrazio i telespettatori, ci vediamo come sempre domani già alle 7 del mattino con un'altra puntata di Sveglia Trieste. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.